Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo e buona settimana. Diciamo che l'alta pressione sarà protagonista anche per i prossimi giorni e in effetti con la mappa qui a fianco a me è una mappa al suolo, quindi ci fa vedere appunto la distribuzione della pressione al suolo. Possiamo notare con la lettera H un'alta pressione che è presente appunto sul nord Europa in prossimità dell'Inghilterra, una mappa incentrata alla volta di tra martedì e mercoledì, quindi è già settimana avviata. Ci fa vedere appunto la presenza di questa alta pressione, la cui collocazione così settentrionale favorirà anzitutto il fatto che le temperature rimarranno calmierate, al tempo stesso l'ingresso di aria un po' più fresca dai quadranti orientali, che creerà appunto qualche disturbo nei pomeriggi. Possiamo dire che sia lunedì, sia martedì, sia mercoledì il tempo sarà tranquillo, specialmente al mattino ci sarà sole, qualche velatura di passaggio, mentre nel pomeriggio ci sarà la probabilità di qualche acquazzone sulle zone montuose che localmente potrebbe anche sfociare su alcune seppur isolate aree pianeggianti. Qualche forma di instabilità maggiore a partire da giovedì, tra giovedì e venerdì, con qualche maggiore sconfino appunto perché l'ingresso di aria più fresca da nord-est sarà più attivo. Comunque in linea di massima ci troveremo in una situazione di quasi normale estate, soprattutto dal punto di vista delle temperature che raggiungeranno al massimo i 32, localmente 33 gradi sulle aree pianeggianti. Per ora è tutto, ci sentiamo nel prossimo appuntamento.